Eccola la prima barca elettrica da 80 cavalli adibita a trasporto dei passeggeri. La Green Power è un'imbarcazione ibrida ed è in grado di navigare per 5 ore a 6 nodi trasportando 50 persone. Non solo, ma se necessario può attivare il motore diesel endotermico. Può percorrere il Canale Grande almeno 4-5 volte l'intero fiume Sile per le gite turistiche. Per il nostro Sile, che è fatto veramente di verde, di questa bellissima cicatrice azzurra in mezzo al verde, è qualcosa di positivo. La Green Power sarà destinata al servizio delle isole della Laguna Nord, Torcello, Sant'Erasmo, Murano e Burano, in convenzione con ACTV, o per gite lungo il fiume Sile, in totale rispetto dell'ambiente. Si tratta del primo varo del cantiere trevigiano dopo il lockdown, un'operazione ecologica importante che ha l'obiettivo di ridurre a zero l'impatto ambientale dell'imbarcazione pur consentendo una buona autonomia di navigazione. La barca infatti può percorrere almeno 4-5 volte l'intero fiume Sile prima di scaricarsi. Intanto per valorizzare il territorio si sta pensando ad una campagna di promozione. Noi abbiamo il Parco del Sile, quindi già tramite il direttivo del parco stiamo iniziando una campagna di promozione di questo territorio, anche perché il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa, quindi abbiamo già un brand che dobbiamo assolutamente veicolare.